Avanti di questo passo, a fine anno in Veneto potrebbero essere ospitati complessivamente 5.000 nuovi profughi. Fermare il flusso in atto fra una regione all'altra non modifica la questione che non può più dirsi emergenziale ma strutturale e come tale deve essere affrontata e risolta. Ci hanno provato in tanti oggi a dare indicazioni concrete. Ad Eraclea, per esempio, i migranti ospiti a residence Magnolie saranno trasferiti in moduli abitativi nell'area di proprietà comunale antistante l'ex caserma Caturcata. Il prefetto ha riconosciuto questo modello praticabile, quindi replicabile in altre aree. So che si è già attivato, perché finita la nostra riunione ne avevo un'altra, per capire quali possono essere le aree, quindi le zone dove poter fare delle verifiche sulla possibilità, per esempio ex caserme, di ospitare strutture analoghe, cioè dei prefabbricati. La soluzione è stata individuata per fare fronte all'indisponibilità della Protezione Civile che non ha autorizzato l'utilizzo delle tende in dotazione alla Regione Veneto. La Protezione Civile, ma a livello nazionale che regionale, ha una dotazione di tende in caso di emergenza, un terremoto, una catastrofe o qualcos'altro, e quindi deve avere le sue disponibilità in caso di emergenza per i nostri cittadini, a meno che non abbiamo deciso che i nostri cittadini vengono dopo tutti quelli del resto del mondo. All'ex caserma Caturcata i moduli abitativi saranno circa 20 e il progetto potrebbe essere replicato in altre aree demaniali della provincia, come suggerito dal prefetto Cuttaia durante il vertice di stamani a Venezia, che ha affrontato anche la questione dei nuovi arrivi di profughi via terra, dopo che il Friuli ha deciso di blindare i propri confini. Se adesso utilizzano anche le autostrade e i caselli, noi siamo un comune a rischio. A Roma la questione profughi è stata al centro della riunione del Comitato Schengen. Il ministro Angelino Alfano ha rilanciato sulla creazione di hub, centri dove accogliere i migranti in attesa di identificazione. Le regioni dovranno individuare le strutture, ha detto Alfano. Lo Stato fornirà rapidamente alle regioni tutto il supporto necessario, individuando caserme eventualmente adatte per ospitare questi centri. Zaia ha respinto al mittente. Abbiamo già dato, abbiamo 517.000 immigrati in Veneto, l'11% della popolazione, siamo una delle 4 regioni con più immigrati in Italia e abbiamo 42.000 di questi immigrati sono senza lavoro. Li mandino piuttosto in Africa.